Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati con lo speciale di friulitv.net, parliamo di sanità Friuli Venezia Giulia, già collegato con noi Giuseppe Napoli che è il presidente di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia. Innanzitutto buon pomeriggio Presidente, ben ritrovato. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio ai telespettatori, buon pomeriggio al direttore. Grazie. Allora, l'ultima volta ci eravamo lasciati, Presidente, che eravamo ancora in fase gialla, no? Eravamo ancora gialli, nel frattempo siamo diventati bianchi, però la pandemia purtroppo continua, anche se in Friuli Venezia Giulia ha dato una calmata parecchio, come si dice in questi casi, però l'attenzione non va mai abbassata. È vero, è esattamente una analisi molto precisa quella che ha fatto lei, nel senso che eravamo messi molto male e siamo riusciti in qualche maniera a riemergere. Questo non significa molto, significa semplicemente che ritorniamo ad avere un po' di spazi della nostra vita privata e soprattutto anche produttiva. Temo che in autunno la questione potrebbe ritornare a ripresentarsi, a meno che nel frattempo non ci sia ancora una forte e massiccia adesione alla vaccinazione per quelle tantissime persone che ancora hanno deciso, non sono ancora indecise se farlo o meno, e soprattutto speriamo che non sia così violenta e veemente la pandemia con la sigla Delta, che sta preoccupando e non poco già adesso alcuni paesi europei. Ecco, lei ha sottolineato una cosa molto importante, Presidente, quella di continuare a vaccinarsi. Tutti lo dicono, però in noi ci sono anche delle frange che continuano a lanciare dei messaggi negativi dicendo non si deve vaccinarsi, eccetera, no? Purtroppo ci sono molti ancora che hanno, diciamo così, l'astensione, no? Dal vaccino per quanto riguarda operatori sanitari. Si cercano delle soluzioni, qualcuno dice che siamo tornati ai tempi di Torquemada o all'Inquisizione, via dicendo. C'è ancora in piedi la questione del nuovo direttore della Sores che nel frattempo si è vaccinato, però dalle interviste che ha rilasciato non è molto convinto, come si dice, e questi onestamente mi permetta di dire, Presidente, sono messaggi negativi che influiscono anche nel modo di pensare dei cittadini, no? Perché io e lei che siamo due comuni mortali, ci propinano ogni giorno di fare il vaccino perché dobbiamo vaccinarci, e poi senti magari operatori sanitari e non un infermiere dell'ultimo ospedale d'Italia, ma anche gente che ricopre insomma incarichi importanti a mettere un po' in dubbio, no, questa cosa. Probabilmente su 10 persone magari 2, 3, se non 4 dicono vabbè, se lo dicono loro lo faccio anch'io, insomma, no? Guardi, cominciamo dall'ultima questione che ha toccato, quella diciamo del professor De Monte. Io con tutto il rispetto e la stima che nutro ancora, e non ho motivo per non farlo nei suoi confronti, per come lui si è sempre mosso in questi decenni a favore della sanità della nostra regione e dei pazienti, su questo punto io credo che, come dire, ha fatto un'uscita infelice, infelice perché non è ragionevole, almeno se che non ci siano motivazioni personali legittimamente per le quali lui possa anche non essere vaccinato, ma se non ci fossero queste motivazioni personali, proprio per il ruolo, per l'incarico, per la funzione che svolge, effettivamente questa è un'uscita assolutamente poco felice, anche se poi si è vaccinato, ma ha continuato, ha reiterato, come dire, un atteggiamento comunque di palese ostilità verso il vaccino. Ecco, questo è un Certo. messaggio sbagliato, sbagliatissimo, lo dico senza se, senza ma, cioè senza ipocrisia. Se non ci sono motivazioni personali che non sono dati da conoscere, io credo obiettivamente che è stato un grande errore comunicativo e ha fatto molto danno
agli sforzi che tutti, ognuno di noi nel nostro piccolo stiamo facendo perché la gente continui a vaccinarsi. Primo punto. Secondo punto, la questione del personale sanitario che ancora ritarda o si astiene oppure è molto lenta nel vaccinarsi. Ecco, a costoro io riconosco di aver fatto uno sforzo stratosferico in questi anni e mezzo e anche prima probabilmente nel tenere il sistema sanitario in piedi e non finiremo mai di dire grazie e di essere loro riconoscenti. Questo però non ci esime dal dire che una loro, come dire, traccheggiamento, tentennamento rispetto al tema della vaccinazione ha due risvolti pesantissimi. Uno è quello di far perdere forza alla spinta alla vaccinazione rispetto al mondo normale, non al personale che ci lavora dentro. E due è quello anche in qualche maniera di creare una sorta di dubbio, di atroce dubbio che la vaccinazione non sia necessaria. Allora, se la facciamo uno di noi che non siamo sanitari è grave, ma è comunque rimediabile perché potremmo essere ignoranti. Se lo fanno persone che hanno studiato, hanno passato la loro esistenza per perfezionare i loro studi sul tema della salute e della sanità, questo secondo me è un aggravante, non è un attenuante. Certo. Faccio un esempio stupido, guardi, come se io da giornalista magari intervengo in un dibattito e invito magari le giovani leve a evitare di iscriversi all'ordine perché dico non serve a niente, quel tesserino lì lo potete buttare in quel posto quando dovete andare a scaricare, insomma, no? Una cosa del genere, se per caso, ripeto, capitasse da parte mia di esternare una cosa del genere in pubblico, come minimo il mio ordine professionale mi prenderebbe virtualmente per le orecchie e mi metterebbe in castigo per un paio di mesi, no? Tanto per essere chiari. Farebbe cosa buona e giusta il suo ordine professionale, così come credo che tutti gli ordini professionali o i collegi di questo personale dovrebbero prendere provvedimenti che riguardano i comportamenti deontologici. Altra cosa è il rapporto di impiego. Se tu hai accettato di far parte di un settore per cui, come dire, il tema della salute è il core business del tuo lavoro, non è pensabile che rispetto a questo tipo di contratto di lavoro, a questo tipo di esigenza, tu abbia delle resistenze o delle riserve, ripeto, salvo che non ci siano motivati casi personali, per i quali bisogna avere intelligenza e capacità di dividere le due cose. Senta, dall'altra parte, mi permetta, dall'altra parte però c'è stato l'assessore regionale che ha difeso con i denti, no? Un po' De Monte accusando certa stampa, non amica, tra parentesi, accusando il fatto di ingerenze politiche soltanto per approfittare e via dicendo. Secondo me sono rumori con gli specchi che si stanno udendo da parecchi giorni. Magari anche l'assessore dovrebbe fare un po' un passo indietro, visto che ha un ruolo istituzionale non da poco, e non è, ripeto, l'ultimo assessore di questo mondo, dovrebbe un po' anche lui dire sì, vabbè, la persona, giustamente come ha detto lei, ha le caratteristiche professionalmente parlando, ha un curriculum, un background, come si dice in questi casi, che non ha ombra di discussioni, però visto che ricopre anche un ruolo professionale e un ruolo importante, dovrebbe tecnicamente fare un passo indietro e dire no, io mi vaccino, giustamente dovete vaccinarvi e proseguire. Non mi sono vaccinato solo per farvi un piacere, ecco, tanto per essere chiari. Guardi, io parto con una considerazione. L'assessore dovrebbe avere l'intelligenza politica, e credo che ce l'abbia, di capire che una cosa sono, come dire, i contrasti, le diversità sul piano ideologico che ci possono stare in Consiglio regionale e fuori, altra cosa è la nettezza di una presa di posizione che come questa non può avere tentennamenti. Cioè, voglio dire, se lui deve difendersi legittimamente, deve difendersi quando lo attaccano. In questo caso, secondo me, fa molto male a difendere una posizione che non ha molta ragione di essere difesa. Quindi credo che sia un errore in questo momento farlo e credo che sia giusto riportare lo scontro, semmai ci deve essere politico, su temi, come dire, non così importanti e non così soprattutto di impatto mediatico, perché alla fine il danno non è solo per il professor De Monte, ma è anche per tanti che in qualche maniera si affiancano per motivazioni che non sempre sono esattamente le stesse motivazioni che accampa il professor De Monte.
Senta Presidente, allora come ANCI Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda Federsanità in questo caso, siamo entrati a luglio col bene che ti voglio, no? Viene da dire, si va in vacanza, no? Metaforicamente parlando, perché non si va mai in vacanza, no? Si stacca momentaneamente la spina, però rimane sempre accesa, no? Come tutti sappiamo bene. Primi 6 mesi di questo 2021, ecco, anche se sembra un po' una domanda fuori dal normale, però questi primi 6 mesi del 2021 per quanto riguarda Federsanità ANCI. Ma per quanto riguarda noi, questi primi 6 mesi, nonostante fossimo ancora nel pieno della pandemia e nonostante il nostro lavoro sia stato svolto come per molti di noi a distanza, direi senz'altro che possiamo archiviarli come 6 mesi molto utili e molto proficui. Cominciando soprattutto col tema che più in quel momento ci interessava, che era la sicurezza, il tema della sicurezza dei cittadini, quindi la campagna di vaccinazione che noi con tutti i nostri mezzi abbiamo cercato di sostenere e supportare, e soprattutto anche il tema delle strutture per anziani, le famose case di riposo, che nel bene e nel male sono state chiamate in causa, come dire, nella prima fase sicuramente nel 2020 per le cose che non hanno funzionato e negli ultimi mesi obiettivamente per la capacità di riuscire a riprendersi e dopo una radicale campagna di vaccinazione fatta in queste strutture ad avere zero mortalità e praticamente quasi zero contagi. E se vi pare poco questo, vorrei ricordare a tutti che quello era il settore in cui si moriva di più facilmente e da soli, praticamente da soli. Ecco, questo è essere riusciti a ritornare quasi alla normalità in quel settore è uno sforzo di tutti e mi sembra che su questo anche noi nel nostro piccolo abbiamo fatto la nostra parte. E in questi mesi aggiungo però che non ci siamo fermati sulle attività cosiddette ordinarie e tra queste vorrei ricordare con grande piacere il successo che sta avendo l'iniziativa di 10.000 passi di salute, un progetto che ormai dura da oltre 2 anni e mezzo, che riguarda soprattutto il tema dell'invito alla mobilità pedonale dei cittadini attraverso la fruizione dei percorsi realizzati nelle singole comunità. Oggi ne abbiamo 70 comuni che hanno aderito a questo progetto e abbiamo soprattutto quasi il 40% della popolazione del Friuli Venezia Giulia che si ritrova in questa iniziativa. È una cosa di cui siamo molto fieri. Senta, per quanto riguarda invece da qui a fine anno, ci sono già, immagino, dei programmi di base, no? Perché chiaramente il progetto si fa annualmente. Ci può anticipare qualcosa? Beh, direi che la cosa che sicuramente potremo anticiparvi è che cercheremo di puntare adesso moltissimo sulla ripresa degli sforzi che la Regione dovrà fare per riprendere in mano la riorganizzazione dei servizi territoriali della sanità. Vorrei ricordare a tutti che se c'è un'accusa che è stata fatta al sistema Italia e quindi anche alla nostra regione è quella di non aver sviluppato delle reti territoriali forti, capaci di fare azioni di prevenzione e capaci di intervenire quando c'è la necessità, a prescindere dal 112, a prescindere dai pronti soccorsi, perché fin là ci siamo capaci tutti, ma poi quando si intasano queste strutture cosa facciamo? E alcune cose forse avremmo potute prevenirle e avremmo potuto farle con una attenzione diversa territoriale. E qui vengo al nodo. Il nodo è che dall'Europa arrivano attraverso il piano per la resilienza e la rinascita territoriale delle risorse cospicue anche per il mondo della sanità in tutta Italia e anche da noi. Io credo che dovremmo concentrare i nostri sforzi sui servizi territoriali, sui dipartimenti di prevenzione, sul rilancio della figura dei distretti, sulla ramificazione totale in tutta la regione dell'infermiere di comunità e sulla capacità di mettere vicino i servizi territoriali sanitari con i servizi sociali e sociosanitari che stanno negli ambiti e che stanno soprattutto con un'attività molto intensa da parte delle comunità locali, dei comuni. Questo significa fare prevenzione, significa concentrarsi
quando ancora l'acuzia non è esplosa. Quando poi l'acuzia esplode è evidente che si va al pronto soccorso, è evidente che si va nelle chirurgie, si va nelle specialità, ma questo, dicevo, lo facevamo prima, non è che smetteremo di farlo. Quello che non abbiamo fatto bene prima è proprio seguire la prima parte del percorso. Quindi avanti tutta su questo tema e poi ovviamente proseguire gli sforzi sul completamento del progetto 10.000 passi e anche di una, se mi permette le anticipo, stiamo cercando di un forte coinvolgimento anche con l'Università degli Studi di Udine, con il settore che segue la medicina sportiva, perché c'è uno dei temi che sta venendo avanti è il tema dell'obesità, che è il tema che riguarda tutti noi, ma in particolare anche le giovani leve. C'è tantissimi ragazzi che sono già obesi da ragazzi. Ecco, questo è un problema che riguarda, come dire, stili di vita, modalità di organizzazione della propria giornata e pigrizia nel fare attività motorie. Ecco, su questo dovremmo farci aiutare anche per specialisti e avere la capacità di entrare anche in maniera intelligente e attenta attraverso il sistema scolastico, perché poi alla fine la base passa attraverso le famiglie e le scuole. Bene, Presidente, io la ringrazio, le auguro innanzitutto un buon weekend e soprattutto buon proseguimento anche per quanto riguarda la sua attività di Presidente dell'ANCI Federsanità del Friuli Venezia Giulia. In questi momenti difficili, giustamente come lei ha detto, ha sottolineato, e possiamo fare una sintesi dicendo che sbagliando si impara, è il messaggio chiaramente lanciato a chi sta nella stanza dei bottoni non solo, ma perseverare è diabolico, no? Io credo che tutti nel fare possiamo commettere quotidianamente la nostra dose di errori, ma tutti dobbiamo avere l'umiltà di rimboccarci le maniche, di capire se alcune cose non hanno funzionato e ripartire. Ed è quello che io spero riusciremo a fare tutti. Almeno l'impegno di Federsanità va in questa direzione. Bene, la lasciamo insieme in compagnia del suo amico a quattro zampe anche. Così almeno anche non solo mi permetta, possiamo anche dimostrare alle male lingue che ogni tanto dicono che ai nostri appuntamenti non ci guarda neanche un cane, invece c'è un cane che ci sta guardando, ecco, giusto così per le male lingue che lanciano quegli hashtag. Si vede che in questo momento abbiamo già subito uno spettatore interessato. È la cosa molto importante. Poi si dice che gli animali sono molto più intelligenti rispetto agli animali a due zampe. Grazie, e quelli pensanti anche. Grazie Presidente, buon pomeriggio ancora e la ringrazio come sempre per la sua disponibilità. Voi è sempre disponibile, grazie a voi. Grazie. Grazie di nuovo, un saluto chiaramente ai nostri amici e amiche alla visione all'ascolto. Per quanto riguarda i live torneremo nel tardo pomeriggio con i nostri flash informativi. Tutte le notizie e gli aggiornamenti sul nostro sito friulitv.net. Come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.